Allora, buongiorno a tutti, grazie all'invito, grazie per questa bellissima occasione. Ho già sentito molte cose interessanti, quindi spero di contribuire, di essere in qualche modo utile. Io sono un urbanista, mi occupo di città di territorio, questo lo dico perché si capirà un po' il senso del mio intervento. Quello che mi interessa appunto è immaginare la sostenibilità, come è stato già detto, come una questione ampia, complessa, che tiene insieme tante questioni, tra le quali ovviamente quella energetica, con l'innovazione che abbiamo adesso a portata di mano, no? Anche grazie a normative, incentivi, insomma, stiamo avendo anni molto intensi di innovazione e di nuove possibilità. Quello che vi propongo io è appunto un ragionamento in tre punti. Uno, la prima questione sarà breve per non rattristarci, però bisogna ricordarci dove siamo, qual è il problema. Veniamo da un periodo lungo, diciamo, per esempio, gli ultimi 70 anni in questo paese, un po' in tutta Europa, abbiamo per esempio consumato più suolo e costruito più cose di quante ne avessimo costruito in tutti i secoli precedenti. Se ci pensiamo un po', fa impressione questa cosa. Noi siamo un paese antico, un paese in cui sono passati tutti, dagli Etruschi ai Romani, dai Longobardi a Napoleone, dai monasteri alle città comunali, pensiamo, no, a meno 2000 anni di storia, eppure negli ultimi 70 anni, nell'ultimo secolo, abbiamo fatto di più di quanto avessimo fatto nei secoli precedenti. Abbiamo lasciato sul territorio un sacco di materiali, no? Case, capannoni, strade, autostrade, porti, aeroporti, ponti. Pensate alla dimensione anche di questi oggetti, inediti per la città. Per uno che si occupa di città, pensate cosa voglia dire un porto del Novecento rispetto a un porto di qualche secolo precedente. Per non parlare degli aeroporti, pensate alla quantità di infrastrutture. Oggi ci ritroviamo anche per questo con un patrimonio spesso che si è invecchiato rapidamente, no? Molte delle nostre case, molti dei nostri capannoni, molte delle nostre attrezzature diventano obsolete dopo pochi decenni. Anche questo è un fenomeno, se ci pensate, abbastanza inedito. Che una casa dopo 30-40 anni, un capannone dopo pochi decenni, è già, come dire, non ci sembra più adeguato ai nostri standard di vita, di lavoro, di tempo libero, eccetera. E questo vuoto abbandono è un vuoto abbandono dismesso, distribuito in maniera anche molto puntuale. Non possiamo più dire ci sono solo le placche industriali, ci sono solo qualche luogo, no, lo sappiamo, ciò che è dismesso, ciò che è abbandonato, ciò che è sottoutilizzato, e lo troviamo nei piani terra, per esempio, delle nostre città, negozi di cui purtroppo insomma, non sappiamo più esattamente cosa possono essere. Sappiamo che non ci possiamo illudere che tornino ad essere negozi così come erano negli anni 50, 60, 70. Dobbiamo immaginare che possano e debbano diventare qualcosa d'altro. E quindi, appunto, il dismesso è qualcosa veramente anche a volte di pulviscolare. Non pensiamo solo al grande, no? Abbandono, dismesso, evidente. E questo fa sì che ci troviamo anche con territori, possiamo dire, che hanno esaurito interi cicli di vita. E non pensiamo solo ai grandi casi emblematici di grande inquinamento, ai grandi siti industriali, o Taranto, o la Terra dei Fuochi. Pensiamo a tanti territori, anche più vicini a noi, che insomma, hanno subito, durante la modernità, un processo di erosione, di consumo, anche energetico. Insomma, gli abbiamo chiesto a intere parti del suolo, del territorio, di darci forse anche più di quello che poteva darci in termini di energia. E ci ritroviamo con un patrimonio come questo, che vorremmo portare con noi nel futuro, infatti lo chiamiamo patrimonio spesso questo, ma non sappiamo più esattamente cosa possa essere. Spesso è un peso, è un patrimonio, ma che diventa un peso. Lo ereditiamo, vorremmo farci qualcosa, ma spesso sappiamo che rimane lì decenni. Oppure come questi, capannoni che abbiamo costruito e che magari nemmeno abbiamo cominciato a usare, perché in realtà dopo non ci serviva. Sappiamo che questo ci chiederà tutto questo rinnovare tutto questo patrimonio ci chiederà un lavoro multiscalare, multisettoriale, un impegno di tutti perché ha a che fare col suolo, con l'acqua, con le bonifiche, con l'energia, con i trasporti. Insomma, una quantità di lavoro profondo nel nostro territorio. E lo sappiamo anche perché abitiamo in un paese che vive anche, ci costringe o ci invita, ci obbliga ad affrontare anche altri problemi. I rischi legati per esempio ai cambiamenti climatici, ci devono far diventare in prima fila in questa sfida. Non possiamo tirarci indietro. Il nostro paese da questo punto di vista è e sarà obbligato ad affrontarla. La pianura padana che vedete qui in rosso è sostanzialmente una delle grandi regioni mondiali a rischio cambiamenti climatici, così come i rischi sismici, idrogeologici di questo territorio fragile.
Ma non voglio ovviamente fare solo come dire, elencare i problemi, no? Quello che a me interessa come urbanista, come architetto, è che questo rimettere mani sull'esistente, questa che chiamiamo manipolazione ricreativa, è una grande possibilità. Tornare a guardare la città con la regola delle 3R, riduco, ci costruisco meno possibile, ma riuso e riciclo quanto più possibile, deve diventare ed è una grande opportunità. Opportunità progettuale, ideativa. Io vi mostro alcune immagini molto rapidamente. Questo è un edificio già dagli anni 90 di un architetto che si chiama Bernard Tschumi, realizzato a Tourcoing in Belgio. A me ha sempre affascinato perché questo qui c'era da riusare quei capannoni gialli che vedete lì, ma non si è limitato a riusare quei capannoni per una scuola d'arte, ha costruito sopra, come lo vedete, un tetto, forse la fotografia non rende bene, ma insomma, che ha costruito una sorta di nuova capsula, ha incapsulato i vecchi edifici con un nuovo edificio, creando uno spazio interno nuovo, no? Corridoi, spazi dove stare, spazi di lavoro. E ha reinterpretato, appunto, non ha solo recuperato, non ha solo restaurato, cosa della quale noi italiani siamo maestri. Qui non si tratta solo di, appunto, restaurare e recuperare tutto. Molto di quello che abbiamo costruito non è un gran capolavoro. Pensiamo alle centinaia di capannoni, di case, di condomini. Non è che dobbiamo salvare, recuperare, restaurare, insomma, no? Non dobbiamo, insomma, la sovrintendenza per fortuna non ci farà diventare matta con tutto quello che abbiamo costruito. Però dobbiamo usarlo, riguardarlo con occhi nuovi. Ma in fondo spiazzante, ma io vi mostro questa immagine, questa è la Basilica Palladiana, no, a Vicenza. Che cosa ha fatto Palladio? Ha messo un edificio sopra un altro edificio. Sotto c'è la vecchia basilica e il suo è una sorta di capsula sopra. Adesso vado rapido e non vorrei... Però questo per dire che tutta la nostra città antica è nata così. No? Cos'è? Se noi prendessimo... Quest'anno si dice, i 1600 anni della nascita di Venezia, no? Ci siamo un po' così, insomma, inventati un po' questo anniversario, va bene. Ma pensiamo a cos'era Venezia i primi 10-100 anni. Ci sono voluti 1600 o 1000 anni per fare Venezia quello che è. Cos'era la Basilica dopo 100 anni? Cos'era? No? Allora, ci sono voluti secoli per fare. Allora, questo secondo me deve essere un progetto come quello di Palladio, ricordarci che noi italiani qui abbiamo una grandissima sfida davanti e possiamo forse anche insegnare qualcosa. Abbiamo anche altre occasioni. Vi mostro alcune fotografie io sono anche un appassionato di bicicletta, mi piace la bicicletta e ho avuto la grande fortuna di andare a visitare la sede della Selle Italia, un leader mondiale nella fabbricazione di selle. Uno dice, sarà poca cosa. No, è una di quelle che chiamiamo una multinazionale tascabile, leader mondiale. La cosa straordinaria che hanno fatto questi signori della Selle Italia è riusare e reinventare il vecchio stabilimento Brion Vega ad Asolo, progettato da Marco Zanuso negli anni 60, che non solo io, ma insomma, possiamo considerare uno degli edifici più belli del Novecento nel Veneto. È una fabbrica, ma è un capolavoro dell'architettura moderna. È una fabbrica di una bellezza straordinaria. Questo, scusate, sì, c'è un po' forse troppa luce, non si vedono bene, almeno io non le vedo. Comunque un edificio molto molto elegante, bello, che questi signori, in cerca di una fabbrica, di un luogo che rappresentasse al meglio la propria impresa, perché se facciamo le selle migliori al mondo, vogliamo anche una sede che ci rappresenti degnamente, non ci va più bene capannone, scatola da scarpe, diciamo, non ne facciamo una di nuova, non compriamo un lotto nuovo e ci costruiamo sopra un altro capannone. Abbiamo a disposizione un oggetto che ci invidiano in tutto il mondo, lo facciamo diventare sede della ditta. Sede che diventa anche luogo di innovazione. Qui non si fanno solo le selle, si continuano a fare ancora all'estero, c'è la volontà anche di ritornare a costruire qui, quindi questa nuova sede è anche un emblema di una volontà di riradicarsi sul territorio, ma questo straordinario luogo diventa anche luogo di innovazione, di ricerca e museo delle proprie. Ora vado veloce, ma questo per dire che cosa? Che il riciclo, lo chiamo riciclo della città e del territorio, per me non è rinuncia, non è purtroppo non possiamo più consumare suolo, purtroppo non possiamo più costruire nulla di nuovo, purtroppo non possiamo più fare bella architettura. No, è esattamente il contrario. Abbiamo di fronte una sfida culturale, tecnica, tecnologica, imprenditoriale, no? Abbiamo bisogno di intraprendere proprio, usare la parola imprenditore, a me piace quando appunto la decliniamo in questa immagine dell'impresa. Abbiamo davanti sfide culturali intriganti. Vi mostro alcuni esempi. Questa è una fotografia di un edificio in Francia.
È lo stesso edificio, sinistra-destra. Era ed è un grande condominio di case popolari. In Francia da 20 anni, 30 anni che si discute cosa fare, che destino di grandi ensemble, grandi condomini di case popolari realizzati negli anni 50, 60, 70. Un grande dibattito, li buttiamo giù, no, risistemiamo lo spazio aperto, perché il problema è lo spazio aperto. Finché arrivano degli architetti e cominciano a dire no, mettiamoci le mani, appunto, manipoliamo questi oggetti. In fondo nell'edificio che vediamo, no, che è sempre lo stesso, voglio dire, pensiamo a quanta energia grigia è accumulata lì. Quell'edificio ha costato energia per essere realizzato. Cemento che qualcuno ha raccolto, sabbia, pietre. Pensiamo a quante ore lavoro, quanto lavoro c'è dentro quell'edificio. Quindi, piuttosto che buttarlo giù e ricominciare di nuovo da capo, pensiamo che se staticamente funziona, pensiamo a cosa possiamo farci. Ci mettiamo le mani e per esempio ci aggiungiamo una loggia, perché per esempio quegli mini alloggi degli anni 60-70 non ci vanno più bene, forse possiamo offrire qualcosa di più, una loggia che può diventare anche una macchina energetica, un sistema, può essere un modo per dire, beh, ti do la casa popolare, ma è questa cosa qui, non è più necessariamente la casa minima. E quello che mi interessa per il convegno dove siamo stamattina è che qui io vedo tanta ricerca, ancora una volta, e tanto lavoro, tanto lavoro da fare non solo per chi come me progetta o come dire, insegna, no? Cultura del progetto, ma ci vedo appunto lavoro, ci vedo impresa, ci vedo artigianato. No? Mostro alcune altre immagini. In azzurro vedete quello che è stato aggiunto, no? Negli edifici. Oppure una sezione, adesso non possiamo stare qui a studiarla, ma ve la segnalo. E la cosa che mi interessa è che questi architetti, no, che hanno fatto questo progetto e ne hanno fatto altri simili, come questo che vedete qua, ma cos'è la cosa importante? È che proprio quest'anno, hanno vinto il Pritzker Prize, cioè che è l'equivalente del Nobel per l'architettura. A me sembra un bellissimo segno dei tempi. Hanno vinto il premio Nobel per l'architettura, chiamiamolo così, dei progettisti che da sempre si dedicano a che cosa? Non alla costruzione di nuovi edifici, così siamo abituati a pensare all'architettura del Novecento, no? Un bell'oggetto, un prato, la villa, no? No, prendo qualcosa che già c'è e ci metto le mani e faccio architettura. Non è un lavoro al minimo, mi tocca farlo. Potremmo dire fanno diventare il cappotto architettura, no? Il cappotto nel senso così come aveva fatto anche Palladio, abbiamo visto qualche secolo fa, fanno diventare il bonus 110, qualcosa col quale produrre architettura. E così viene anche giustificato il premio, dicono, un impegno concreto verso un'architettura rigenerativa che sia allo stesso tempo tecnologica, innovativa e sensibile rispetto alle tematiche ambientali. Queste sono le motivazioni per le quali hanno premiato. Ultimo punto, se ho 2 o 3 minuti ce li ho, la chiedo perché guardo. Ultimo punto, il riciclo, se vogliamo che sia sostenibile da tanti punti di vista, deve essere integrazione. Avete già accennato all'integrazione energetica. Io come esempio, potremmo citare tanti, ma vi propongo di osservare, dopo quando avete più tempo, o quando finalmente saremo liberi magari di fare un viaggio. Siamo a Nantes, l'isola di Nantes, che è quella grande isola lì, era un'isola industriale, c'erano i cantieri navali a Nantes. Oggi è oggetto di uno straordinario progetto di rigenerazione urbana. Questa è solo una mappa che segnala la quantità di progetti. Se andate sul computer, insomma, sul sito della Samoa, che è la società che sta portando avanti questo lavoro, cliccate ognuno di quei punti corrisponde a un progetto. La cosa interessante è che li vedete che hanno colori diversi perché sono progetti diversi. Questa è una immagine un po' ravvicinata, sono progetti che riguardano, non so, se lo vedete, questo grande edificio qui a sinistra, era una grande fabbrica, eccola qui, scusate, il deposito delle banane anche, questo qui a sinistra, è diventato un luogo del tempo libero, del turismo, non solo del turismo di chi va, ma anche chi abita, il cittadino, insomma, il tempo libero del cittadino, un bellissimo spazio straordinario, ma vicino lo vedete quartieri residenziali, ma lo vedete lì in alto una scuola d'arte. Allora è un progetto integrato, è un pezzo di città nuovo, non è un quartiere residenziale, non è solo un quartiere residenziale, non è solo un quartiere del turismo, non è solo un luogo del lavoro, è un tentativo di costruire un pezzo di città. Vi mostro solo alcune immagini, appunto questo è un interno di quella grande galleria, ovviamente pre-Covid, qui siamo, ma all'esterno una sistemazione minimale.
veramente io faccio fatica a mostrare agli studenti la bellezza di questo luogo perché mi dicono, professore, ma non hanno fatto quasi niente. Sì, appunto, hanno, dove è possibile, per esempio nel suolo, no? Ripulito. Si vedono le tracce del lavoro che c'era lì, i materiali anche che c'erano lì fino a pochi decenni fa. La vedete la gru, insomma, anche qui non posso fermarmi, ma quello che mi interessa in questa fotografia è che ci ricorda che è uno spazio per i turisti, ma uno spazio anche per i cittadini. No? Appunto non è un luogo solo per attrarre i turisti, ma è un luogo anche per chi abita quella città. Oppure un edificio come questo, ancora una volta, lo vedete, la vecchia struttura in alto e invece sotto, incastrate, quegli edifici più chiari, sono le nuove aule della scuola d'arte che appunto, un po' come abbiamo visto l'edificio prima, si incastra sotto l'edificio, per costruire così un quartiere intero dove, perché funzioni, perché vogliamo sia sostenibile, appunto bisogna integrare diverse politiche urbane e territoriali. Io avrei finito qui, avrei tantissime altre cose da dire, spero di non avervi annoiato, di aver contribuito a questo sicuramente interessante seminario. Grazie.